Oggi vediamo soltanto la punta dell'iceberg, vedremo tantissima gente che si riverserà sui nostri territori nei prossimi giorni. È rientrato da una missione di 3 giorni per toccare con mano la gestione dei 3 hub in Polonia, dei 2 in Romania, dell'ultimo in Ungheria, Marco Toson, che si è recato anche a Leopoli, nella martoriata terra ucraina, per capire da chi sta vivendo il dramma cosa serve e come poter gestire l'arrivo di donne, bambini e anziani rifugiati. Intanto la fuga avviene come si può, in auto, in pullman, su treni che impiegano giorni per attraversare il paese. 62.000 i rifugiati in Veneto attualmente, ma siamo solo all'inizio. Chi è giunto sinora aveva una meta, un familiare, un amico. Chi arriva adesso non ha niente. Nel frattempo in Italia si può fare molto, ma deve essere ben organizzato. Il monito è che tantissima gente si è messa in moto per l'emergenza umanitaria, stanno raccogliendo tantissimo materiale e tantissimo materiale viene fruito sugli hub specifici che abbiamo messo a disposizione in Polonia, Ungheria e Romania. Abbiamo rilevato però una grande disorganizzazione perché questo materiale non viene catalogato o organizzato. Ecco che abbiamo costituito un sistema che si chiama Hope Ucraina con delle regole specifiche per poter raccogliere questo materiale e cosa realmente serve. Oggi serve cibo secco, cibo che possa essere conservato e tanti medicinali. Il fai da te rischia di fare peggio o di subire, come è accaduto con i furti lungo la strada, ripete il console Toson. Per questo Hope Ucraina sta lavorando a pieno regime e dialogando con il governo italiano e ucraino. Sul sito di Hope Ucraina gli indirizzi degli hub di raccolta, come la possibilità di offrire una propria disponibilità a lavorare come volontari.